Euroregione News. Incontri in cardiologia 2016, scompenso cardiaco e cardiomiopatie. Oltre 400 tra medici ed infermieri provenienti da tutta Italia hanno partecipato nella sala convegni della stazione marittima di Trieste alla 9ª edizione dei biennali incontri in cardiologia, quest'anno dedicati al tema scompenso cardiaco e cardiomiopatie. L'iniziativa, promossa dall'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dall'AS 1 Triestina, in particolare dal Dipartimento di Cardiologia diretto dal professor Gianfranco Sinagra, dalla cardiochirurgia diretta dal dottor Agnello Pappalardo e dal centro cardiovascolare diretto dal dottor Andrea Di Lenarda. Quest'ultimo riveste anche il ruolo di presidente nazionale dell'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri. In Italia si stima che lo scompenso cardiaco colpisca il 2% della popolazione e gli ultra 75 anni sono più del 10%. Nell'area Giuliano-Isontina i ricoveri sono 2.500 l'anno. La provincia di Trieste è quella più virtuosa in Italia per quel che riguarda la costruzione della rete assistenziale, anche per le particolarità demografiche della città. E proprio a Trieste, nella cardiologia ospedaliero-sanitaria, è attivo uno dei più importanti registri internazionali sulle cardiomiopatie. Andrea Di Lenarda. Trieste è una città particolare che permette di fare molta sperimentazione, così come questa regione. È un po' perché le caratteristiche dei pazienti sono particolari, pazienti anziani complessi che necessitano di soluzioni innovative e sostenibili per il sistema sanitario nazionale. Il congresso si è articolato in 10 sessioni, di cui 2 plenarie: screening e percorsi di cura, intelligenza artificiale, telemonitoraggio, imaging, la valutazione multidimensionale multiparametrica, lo scompenso e le patologie associate, la sostenibilità e l'appropriatezza delle cure, fino alla chirurgia estrema, ai sistemi di raccolta delle informazioni e alla genetica per la rigenerazione miocardica. Questi tra gli argomenti trattati. Andrea Di Lenarda. Gli ultimi aggiornamenti delle linee guida, gli ultimi aggiornamenti tipo tecnologico, l'avanzamento organizzativo in che questa regione presenta, perché l'integrazione ospedale-territorio è reale. In che senso reale? Qui esiste la rete tra l'acuto e il cronico per la gestione del paziente con scompenso cardiaco. L'ultima novità è quella del telemonitoraggio. Abbiamo appena concluso un progetto europeo che si chiama Smart Care, che ha dimostrato come si possa ridurre significativamente i ricoveri ospedalieri nei 3 mesi successivi a una dimissione. L'assessorato alla salute investirà a livello di sistema nel prossimo anno, implementando una dimissione protetta per il paziente critico con scompenso cardiaco nella regione Friuli-Venezia Giulia. Che estensione avrà questo progetto il prossimo anno? Questo progetto va definito, ci immaginiamo che possa interessare 1 migliaio di pazienti in tutta la regione, questo per iniziare un numero comunque grosso, perché dobbiamo trovare sul campo soluzioni sostenibili dal punto di vista assistenziale, perché non basta applicare la macchinetta, quindi il lavoro aumenterà ma in cambio ridurremo i ricoveri. Teleassistenza e telemedicina entreranno quindi a breve nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Friuli-Venezia Giulia. Il congresso ha focalizzato anche sulle attività della cardiologia e della cardiochirurgia all'ospedale Cattinara e sulla collaborazione sempre più stretta con il centro cardiovascolare, che non si limita solo al paziente con scompenso cardiaco ma si estende anche ai cardiopatici affetti da cardiopatia ischemica, valvolare, aritmica e congenita. E sul fronte della sostenibilità, dell'appropriatezza e della qualità delle cure si può trovare una sintesi virtuosa? Andrea Di Lenarda. Dobbiamo farla andare, perché non c'è alternativa. Il nostro sistema universalistico è un sistema che ci invidiano molti, ma ormai siamo in pochi a riuscire a sostenerlo. Se non vogliamo perderlo, dovremmo prestare molta attenzione alla qualità delle cure da un lato e alla sostenibilità dall'altro. Non c'è alternativa. Dobbiamo spendere attentamente i soldi, ci sono margini per spenderli ancora meglio, bisogna sostenere l'innovazione attraverso l'appropriatezza dell'utilizzo delle risorse. Euroregione News.